distendendosi Dimone, poi ancora Rocca a rubare palline, poi la riperde. Sirino cerca di liberarsi, lo fa in ottima maniera, va in porta quando comunque il campo finisce, poi la palla rimane lì e se ne avventa Tremolada Luca a realizzare il primo gol per Seregno portando in vantaggio. La palla è rimasta lì, qua errore della difesa rosso-blu, ora si stanno spiegando. Servire Barbieri, evita Pasquale ma non riesce ad andare a concludere, ancora Barbieri chiuso da Tessarolo, poi c'è un fischio, il blu e allora Cirino Diaz contro Vecchi. 23:42 sul cronometro da giocare in questa ripresa. Va Cirino Diaz contro Vecchi, finta contro finta, la alza e la tira Candiano. Roca se la porta avanti con la stecca, fermato da un avversario, poi cerca ancora di concludere, 2 secondi, Herrero, mezzo, il tiro e la rete di Andrea Beato che pareggia a fil di sirena. Sandro, Andrea Beato la rimette in parità, ma qui stava per arrivare